Mancano pochi istanti al via della quinta corsa, premio Centri Estivi Club Ippodromo. Una prova per cavalli di 5 e 6 anni, non vincitori di 35.000 euro nella carriera. Una prova incerta e anche di buona qualità, con favorito Angel Cash con Vincenzo Piscuoglio dell'Annunziata. Numero 1 0 Giulia Battista Congiu, 2 Vasterbo Sky High Roberto Vecchione, 3 Angel Cash VP dell'Annunziata, 4 Zagor MTT Francesco Pettinari, 6 Alice Trio Marco Stefani, in seconda fila 7 Iron BLG Edoardo Loccisano, 8 Aleuron Edoardo Bacalini, 9 Apermede SM Andrea Farolfi, 10 Astecca Dimar Roberto Faticoni. Autostart che raccoglie i 9 concorrenti e ritirato al Biolfilmont si va in partenza con Alice Trio che parte piano dal 6, problemi per 0 Giulia e si parte con Zagor MTT che cerca di impegnare Angel Cash in partenza, insiste Numero Zagor 1, MTT su 0 Angel Giulia, Cash e passa all'imbocco della prima curva nei confronti del rivale. In terza posizione subito Apermede SM che è partita fortissimo dalla seconda fila e figura già terza alla corda. In quarta posizione Vasterbo Sky High, di fuori scoperto è Astecca Dimar, lungo i birilli ancora Iron BLG a precedere Alice Trio. Alla retroguardia Aleuron. 14,3 per i primi 200 metri di corsa, si completa il quarto in 29,5 con in vantaggio Zagor MTT nei confronti di Angel Cash, risale Astecca Dimar, rimane terza alla corda Apermede SM, sempre precedendo Vasterbo Sky High. In seconda pariglia c'è Alice Trio, mentre alla retroguardia esterna c'è Aleuron che sembra per un attimo volersi scoprire in terza corsia. Lo fa con decisione ora Aleuron di venire all'esterno. Zagor MTT però intanto cammina al comando, 1 minuto e 1 decimo per la metà gara da parte del leader, sempre seguito da Angel Cash. Astecca Dimar all'esterno, Aleuron che cerca in terza ruota di progredire, Apermede SM chiusa terza lungo i birilli, il chilometro in 1:15,2 con una frazione in 15,1 sulla curva di destra. Zagor MTT in vantaggio, Astecca Dimar che cerca di arrivare, Aleuron appeso in terza ruota, Angel Cash chiuso lungo i birilli così come Apermede SM. La dritta opposta alle tribune passata in 14,2, accelera Zagor MTT per scrollarsi di dosso Astecca Dimar e Aleuron, è sempre lì Angel Cash. Di dentro fa un po' di fatica per Med SM, l'ultima curva con Angel Cash che è ancora leader, lo segue sempre Angel Cash, cerca di venire in mezzo alla pista Vasterbo Sky High, la retta d'arrivo con Zagor MTT in vantaggio, attaccato da Angel Cash, ma Zagor sta ripartendo. Zagor MTT che completa il percorso di testa, ancora Francesco Pettinari che porta a casa il successo. Il secondo è di Angel Cash, al terzo Vasterbo Sky High, finito da lontano molto bene. 29,4 anche la chiusa, 14,2 il ragguaglio cronometrico. Lorenzo Baldi allena, Francesco Pettinari guida, è la stessa connection della corsa precedente. I colori questa volta sono di Giancarlo Miotto, che è anche allevatore del figlio di Gruccione Jet, che schizza al comando, partito forte come non mai con l'autostart e si esibisce in bel percorso di testa, media di 1,14,2. Angel Cash è secondo, Vasterbo Sky High terzo.